Con i suoi quasi 19.000 abitanti, situato al confine con le province di Padova e Treviso, a circa 25 km dal capoluogo, anche il comune di Scorzè è chiamato a scegliere il sindaco e il consiglio comunale il prossimo 25 maggio. 3 i candidati in corsa per la poltrona di primo cittadino: il sindaco uscente Giambattista Mestriner di Forza Italia, Gigliola Scatolin del Partito Democratico e Flavio Berton del Movimento 5 Stelle. Ogni sfidante ha coniato il proprio slogan. O noi ci occupiamo di politica, la politica si occupa di noi. La buona amministrazione, e cioè l'amministrazione che pesa meno sui cittadini e che riesce anche a essere vicina ai bisogni delle persone. Tutta un'altra storia per una Scorzè che ci piace. 3 le parole d'ordine per il Movimento 5 Stelle: trasparenza, sociale e partecipazione. Noi abbiamo innanzitutto un'attenzione maniacale per quanto riguarda la trasparenza. Trasparenza, in particolare siamo addirittura arrivati a concepire un assessorato alla trasparenza. Abbiamo una questione rifiuti da dover snocciolare. Per il sindaco uscente bisogna porre il problema dell'ospedale. Non possiamo continuare a dipendere da Dolo, afferma Mestriner. Il primo grosso problema che dobbiamo porre in maniera forte è il problema dell'ospedale di Dolo. Non possiamo più andare a essere ricoverati a Dolo con problemi anche di assistenza grossi senza mezzi pubblici. Seconda priorità è il prolungamento dell'itinerario lungo il fiume Dese, che è una cosa molto bella e importante fatta da questa amministrazione. Infine il Partito Democratico, che intende rilanciare il centro cittadino e mantenere alta l'attenzione sul tema del lavoro. Prima di tutto riqualificazione urbanistica, vivi all'interno di Scorzè con attività commerciali vive e attività sociali al centro. L'altro aspetto è il tema del lavoro. Hanno chiuso 1700 aziende nel Milanese, tassi di disoccupazione record. Cosa fare? Sostenere l'occupazione, quello che può fare un ente locale.